dove il legno ancora vive. A Legnaro, nella sede distaccata dell'Università di Padova, dove incontriamo il professor Raffaele Cavalli, direttore del Dipartimento Territorio Sistemi Agroforestali. Il comparto del legno veneto è una realtà importante dal punto di vista economico, dal punto di vista degli impieghi, dal punto di vista della produzione. Io credo che sia un settore che debba essere valorizzato e il progetto RIR Corwood è una delle iniziative più importanti per lo sviluppo di questo settore. Si può pensare di ricreare una filiera del legno nel Veneto? Deve essere pensata e realizzata la filiera del legno del Veneto, non solo per la ricchezza di boschi, ma anche per la ricchezza della intelligenza industriale che ruota attorno a questo materiale e diventa una necessità soprattutto anche dopo gli eventi della tempesta Vaia. Quale secondo lei dovrebbe essere la modalità? Cioè ci dovrebbe essere un intervento solo privato o questa è un'economia destinata in ogni caso ad essere supportata? Diciamo che se di supporto pubblico si vuole parlare, questo dovrebbe avere le funzioni di una start-up. Dopodiché comunque il processo deve camminare con le proprie gambe, perché credo che il successo delle iniziative industriali private sia chiaramente importante. È ovvio che per partire ci vuole comunque un'iniziativa sostenuta anche dal pubblico. Guardiamo oltre confine. Nel comparto del legno l'Austria detta legge, anche da noi. Certamente loro hanno, come si può dire, il coltello dalla parte del manico, ma perché ce l'hanno? Perché il loro sistema industriale di trasformazione, l'intero sistema forestale è decisamente diverso dal nostro, perché in quei paesi la cultura forestale permea la cultura della società e quindi è una cosa molto, molto vissuta e di conseguenza tutto quello che viene fatto ha delle potenzialità diverse rispetto alle nostre realtà. Noi dobbiamo fare ancora parecchia strada in questo ambito. Vaia non è stato il primo evento calamitoso per le foreste in Europa, è però un altro segno chiaro del cambiamento climatico. Sì, Vaia è un campanello d'allarme, evidentemente, di cui dobbiamo tener conto, anche se, come ha detto giustamente, non è l'unico episodio, non sarà l'unico episodio. In Europa di questi episodi se ne susseguono in maniera abbastanza frequente e ci sarà senz'altro un prima e un dopo. Perché? Perché Vaia ha scombinato le carte sostanzialmente, dal mio punto di vista. Ha cambiato le dimensioni del mercato, per esempio, da un mercato che prima era regionale o al limite internazionale, nel senso tra paesi vicini, adesso è diventato un mercato mondiale e questo ha portato all'interno del settore legno nuovi giocatori, nuovi player che stanno, come dire, scombinando appunto i rapporti. Io credo che sia un'esperienza che serva come un'occasione di cambiamento. Per pensare e attuare in modo corretto un piano di sviluppo del comparto legno sono assolutamente necessarie competenze elevate, quelle che può determinare l'università. Sì, io direi tutto il Dipartimento, ma con tutta la scuola di agraria e medicina veterinaria è indirizzata in questa direzione, nel senso che noi abbiamo proprio la vocazione di formare delle figure professionali in grado di cambiare il settore, di interagire con il settore e di aiutarlo a crescere ed è una funzione secondo me insostituibile sia nel settore agricolo ma tanto più nel settore forestale. Ci vogliono persone preparate per poter fare innovazione. E a proposito di innovazione e ricerca, andiamo in uno dei laboratori del Dipartimento. Sì, sono Pietro Castello, lavoro qui al laboratorio analisi biocombustibili. Questa prova in particolare riguarda l'analisi del potere calorifico della componente legnosa. Insomma, viene ridotto a segatura il campione, pressata una pastiglia e inserita all'interno del crogiolo. Poi questa componente viene inserita nella bomba calorimetrica con un po' d'acqua chiusa e sovraccaricata di ossigeno tramite questo iniettore. Una volta caricata la bomba d'ossigeno viene inserita all'interno del calorimetro. Vengono impostati alcuni dati nel software, come si può vedere, ad esempio il peso della nostra pastiglia, e successivamente avviata l'analisi. Come funziona? La pastiglia che è all'interno verrà fatta esplodere tramite una resistenza elettrica, l'atmosfera all'interno della bomba è sovraccarica d'ossigeno, quindi esploderà. L'acqua contenuta nella camera dove è inserita la bomba aumenterà la temperatura e in base a quanto aumenta questa temperatura verrà poi estrapolato il potere calorifico della componente legnosa.